Ecco, allora buonasera. Abbiamo il piacere di avere il nostro accademico Sergio Vinciguerra, che è venuto da Torino per tenerci questa conferenza, che non è sull'argomento ferale che aveva proposto originalmente, cioè sul fine vita, e invece parla del futuro presunto o auspicabile degli studi giuridici, delle scienze giuridiche in Italia. E il titolo, come avete visto, è Suggerimenti per allargare gli orizzonti della cultura e della scienza dei giuristi italiani. E l'amico Vinciguerna è nato diversi decenni fa a Torino e ha insegnato all'Università di Trieste, a Genova, ha avuto la cattedra di diritto penale e, e a Torino risiede e ha insegnato anche criminologia. È stato preside della facoltà a Torino, dirige la rivista Diritto Penale, XXI secolo, che ha fondato nel 2002. Insomma, però lo conosciamo, sappiamo che è uno studioso è attivo nel campo giuridico della speculazione e della professione anche, e per cui lo ringraziamo di essere venuto oggi. Questa è con questa conferenza andiamo verso la conclusione anzi è la conclusione delle nostre conferenze di aprile, per cui poi a maggio avremo il 4 maggio una conferenza sugli ecosistemi marini, cioè giovedì quest'altro, dopo il ponte, e poi vi dico già che l'11 maggio non ci sarà la conferenza annunciata del professor Verdino, ma invece una conferenza affascinante del professor Paolo Peloso sui limiti della scienza. Vi ricordate che Peloso è uno psicanalista e il titolo della sua conferenza è I limiti della scienza, 100 anni dall'uccisione pietosa di Enrico Morelli. Saranno appunto le prime due conferenze del prossimo mese, i due primi giovedì di maggio. Grazie di nuovo a Sergio Vinciguerra, ti ascoltiamo. Grazie. Presidente dell'Accademia, accademici. Lo scopo di questa conversazione è di richiamare l'attenzione sull'opportunità e sulla utilità di allargare le conoscenze nel mondo giuridico, superando il frazionamento disciplinare provocato dalla separazione, per esempio, delle carriere accademiche, dalla separazione professionale tra magistrati e avvocati, ben nota. E quindi anche nelle nostre esperienze di professore universitario la partizione delle cattedre di insegnamento. Nel contesto interdisciplinare, dischiuso da questa conversazione, si allargano gli orizzonti della cultura e della scienza giuridica. Mi riferisco sia alla cultura sia alla scienza perché, secondo chi studia ed elabora queste categorie di organizzazione del nostro sapere, con l'espressione cultura si fa riferimento ad una somma di conoscenze, qualcosa che la riflessione tecnico-specialistica tutta interna al laboratorio del giurista trasforma poi in scienza, organizzandola, sistemandola, dandogli un impianto razionale che la cultura di per sé non ha. Per allargare gli orizzonti odierni della nostra cultura giuridica occorre andare oltre i confini tracciati dall'inserimento in essa del diritto positivo, del positivismo giuridico. Questo è un punto molto importante sul quale torneremo continuamente nel corso di questa conversazione. Quel positivismo giuridico che Bobbio aveva efficacemente definito come la dottrina che non ammette la distinzione fra il diritto naturale
e il diritto positivo e afferma che non esiste altro diritto che il diritto positivo, cioè quello fatto dalle leggi. L'influenza di questo indirizzo intellettuale fu incrementata nello spirito del governo nazionale italiano in seguito all'unificazione della politica raggiunta in Italia nel 1861 con la unificazione nazionale, che per sopravvivere ebbe la necessità di unificare una pluralità di ordinamenti che da secoli vigevano nel territorio dello Stato. Ma questa attenzione poi per il diritto positivo venne inserita nella cosiddetta scienza giuridica da un orientamento dottrinale che si realizzò nel diritto penale per la ragione che ricorderò subito, ma che poi si espanse in tutto il resto della cultura e scienza giuridica italiana. Che cosa era accaduto alla fine dell'Ottocento, nei primi 30 anni del Novecento? Un fortissimo dibattito fra la cosiddetta scuola positiva e la cosiddetta scuola classica del diritto penale, nelle quali si attribuiva un particolare rilievo da parte di folti gruppi agli indirizzi emersi nella cultura iniziata da Lombroso e dagli importatori della criminologia non italiana in Italia. Questo per il diritto penale, per cui era nata la figura del delinquente, dell'autore di reato, come un soggetto in qualche modo condizionato biologicamente. Questa vecchia impostazione che ha durato 50 anni in Italia. Naturalmente non condivisa da tutti, ma comunque che aveva segnato un divario. Allora, che cosa accade ad un certo punto? Che un giurista che deve poi la sua notorietà a quanto scrisse nella conferenza che fece produzione accademica all'Università di Sassari, si tratta di Arturo Rocco, nel 1910 prese posizione e ne cito la sintesi di quella sua, chiedo scusa. Ti chiedo scusa, sto facendo una conferenza all'Accademia di Genova, ti richiamerò in serata. Scusami, ciao. Abbiate pazienza, stacco, avevo dimenticato di farlo. Rocco era professore, prima fascia diremmo oggi all'Università di Sassari, vive fra 1876 e 1942, suo fratello, non si chiamava ovviamente Arturo, ma si chiamava Alfredo, fu ministro della giustizia durante il fascismo. Ebbene, che cosa disse Arturo Rocco? Disse che la scienza giuridica penale si affanna oggi, dibattito fra le due scuole, nella ricerca tormentosa di sé medesimo e fra il vecchio, che spesso non regge, e il nuovo, poco o nulla che vi dà, possiamo dire di non avere oggi più alcun fermo principio giuridico di diritto penale. Così essendo, non c'è altro rimedio che questo, tenersi fermi religiosamente e scrupolosamente attaccati allo studio del diritto. Non dico già di un ipotetico diritto naturale o razionale o ideale, parlo invece soltanto del diritto positivo vigente, il solo che l'esperienza ci addita e il solo che possa formare l'oggetto di una scienza giuridica. E questo è l'indirizzo cosiddetto tecnico-giuridico. In quegli anni esce una rivista del diritto penale che esce tuttora. La rivista allora fu chiamata Rivista Italiana di Diritto Penale, che divenne poi di diritto e procedura penale negli anni 50 del Novecento. Nel primo numero c'è un saluto portato tra l'altro dal ministro della giustizia Rocco
Rocco, non Arturo, scusate, Alfredo, e nel quale egli dice chiaro e tondo che la dottrina tecnico-giuridica andava benissimo per il regime fascista. Naturalmente, più nessuno dei lodatori di questa rivista oggi ricorda quella apertura del numero 1 che poi continuato e continua ad uscire ancora oggi, è una non la più antica rivista giuridica italiana, il record è semmai genovese, Bettini, ma al contrario è comunque una rivista dottrinale di grande rilievo. Questo indirizzo, nato nel diritto penale, si è diffuso anche fuori poi di esso e domina ormai incontrastato, direi dagli anni 30 del Novecento. Ha predisposto per il giurista un raffinato e insostituibile strumentario tecnico e ha contribuito ad accorciare la distanza che separa la cultura del giurista accademico da quella del giurista operativo, ma ha però provocato l'appiattimento della cultura giuridica sul diritto positivo. Questo è ciò che normalmente oggi accade, con la conseguenza non trascurabile dell'incapacità progettuale del giurista, che è assai più raffinato nell'interpretare la legge vigente che capace di promuoverne il miglioramento. E se la dovuta attenzione viene prestata alle norme costituzionali, per esempio, per l'ordinamento giuridico, notiamo sempre che la preoccupazione di portare a paragone con i principi costituzionali il diritto vigente, ma mai porsi la questione: come possiamo migliorare il diritto vigente in relazione alla Costituzione? È giunto il momento di ridare invece una voce a queste osservazioni. E posso cominciare osservando che oggi c'è un gran bisogno di rivisitare gli studi di politica del diritto. Come scrisse giurista molto illustro, anche un penalista di grande valore, Giuliano Vassalli, quando, occupandosi già molti anni or sono della politica penale, disse: è una scienza ancora molto giovane ed incerta. E io posso aggiungere che continua a essere. Allarghiamo dunque gli orizzonti della nostra cultura e della nostra scienza giuridica, cominciando dal rivolgerci alla politica del diritto. Quella frase di Vassalli che ho citato è di un articolo del 1987. La constatazione di questa cultura che si è consolidata nel tempo dipende dal modo in cui viene preso atto dei problemi esistenti, dimenticando che la politica del diritto è anche la capacità di creare le norme che definiscono il modo in cui vengono accertate le trasgressioni alle norme sui comportamenti obbligatori e sulle relative conseguenze. La politica del diritto offre quindi ai giuristi la possibilità che alla consolidata discussione su come vanno interpretate certe controverse espressioni normative, e non mancano, si aggiunga anche la possibilità di cambiare queste norme, suggerendone la sostituzione con altre, che i giuristi potrebbero scrivere in modo da eliminare queste controversie. Se i parlamentari ricevessero dagli accademici, dagli operatori, magistrati e avvocati dei suggerimenti di questo tipo, ci sarebbe un interesse generale a coltivare questi rapporti, perché sarebbe un grande servizio alla cittadinanza. Evitando anche certe controversie che poi ricadono continuamente nella giurisprudenza, determinando delle sentenze contrastanti
che contribuiscono ad allungare la durata dei processi perché si discute all'infinito, ma soprattutto ignorano quel principio stabilito nella Costituzione dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Perché se il caso X viene deciso in un modo, in una sentenza, nei confronti del soggetto A e poi nel soggetto B, alcuni mesi dopo viene deciso in maniera diametralmente opposta, e questo è successo e sta ancora succedendo, dove sta la eguaglianza di fronte alla legge? La politica del diritto sta al diritto vigente come il possibile sta all'esistente ed ha il ruolo di guida nella evoluzione del diritto. Senza la politica del diritto, la cultura e la scienza giuridica rimangono comprese nell'effimero dell'esistente e il diritto è destinato ad evolversi alla cieca sotto l'impulso poi dell'emotività, all'insegna della casualità, senza una definizione razionale dei propri obiettivi. Siamo stati inondati dalle riforme in questi ultimi 2 anni, ma senza che ci sia stata una riflessione, un insieme di presa di coscienza dei problemi che si volevano affrontare, eccetera, eccetera. Questa è la verità. Scusate, ma ho perso una pagina dei miei appunti, chissà perché, eccola che l'ho trovata. Noi vecchi siamo un po' disordinati, assomigliando in questo anche ai bambini. Quindi, sebbene ogni giurista italiano maturi poi nel corso dei propri studi, della propria esperienza anche operativa, dei convincimenti di politica del diritto e qualche volta li manifesti incidentalmente, manca però in Italia, come ho già accennato, un coordinamento generale di riflessioni sulla politica del diritto. Sulla base degli spunti offerti da queste considerazioni, mi pare importante tenere presente che gli studi di politica del diritto hanno 2 oggetti ben distinti fra loro. Le misure sociali capaci di ridurre le controversie, perché molte controversie nascono anche da controversie sociali. Molte controversie interpretative nascono da controversie sociali, comprensibili, soprattutto in un paese dove c'è la libertà di esprimere il proprio pensiero. Le misure giuridiche sono l'altro componente della scienza giuridica, vale a dire sono la reazione alle controversie che si manifestano nel contenzioso. Cioè, di fronte a controversie interpretative bisogna decidere, bisogna scegliere, bisogna raggiungere un superamento delle controversie. In questo quadro è importante tenere almeno presente che in entrambi questi oggetti, misure sociali e misure giuridiche, è necessario tenere distinto il profilo teorico speculativo e il profilo operativo, cioè la possibilità di realizzare delle misure sociali e giuridiche. Questa riflessione diventa quindi un contributo anche al governo della società. Si possono fare molti esempi. Io mi limito ad uno. Per esempio l'immigrazione, lo studio dell'immigrazione. Magari una conferenza potremmo farlo, posto che ci sono alcune cose sull'immigrazione che nessuno mai dice, soprattutto a proposito dell'Unione Europea. Ma di questo, ma non voglio infliggervi adesso una riflessione in argomento e semmai possiamo parlarne per una chiacchierata l'anno prossimo, cioè nel prossimo anno accademico.
Tanto vediamo che cosa succede a proposito dell'immigrazione. Allora, sotto il profilo sociale si parla, lo sappiamo benissimo, della cultura dell'accoglienza, del contributo che gli immigrati danno all'attività economica, facendo lavori come i servizi domestici o i lavori agricoli, che gli italiani cansano volentieri ormai, trovando la possibilità di farli fare ad altri. Ma se guardiamo i dati statistici, e su questo finora non lo ha detto nessuno, se guardiamo sotto il profilo operativo e pratico, troviamo qualcosa che ci fa riflettere in senso contrario, perché constatiamo che l'immigrazione sta riempiendo le nostre carceri di detenuti. Questo non lo dice nessuno. Di che si tratta? Secondo i dati Istat al 28 febbraio del 23, i detenuti stranieri sono 17.654, cioè il 31,34%. Rispetto ai detenuti complessivi che sono 56.319. Quindi, mentre i detenuti sono oltre il 30%, se stranieri, dei detenuti complessivi, gli immigrati complessivi in Italia sono neppure il 6% rispetto alla popolazione complessiva. Sono appunto intorno ai 17.000 su 56 milioni, più di 56-58 milioni di abitanti, cittadini. Questo significa che l'immigrazione ha anche dei riflessi non trascurabili sulla criminalità. Perché? Cominciare a chiedersi dunque di queste cose, chiedersi perché accade questo. Perché gli immigrati commettono un così alto numero di reati rispetto al loro numero? Quali sono le ragioni? Possono essere di molta natura, molta diversità. Possiamo magari chiacchierarci un po' una volta e farci su una riflessione, tirando fuori anche qualcosa che non viene mai messo in evidenza. Questa riflessione sui dati statistici su un evento di grande attualità mette in evidenza anche la conoscenza dei dati statistici come elemento importante della conoscenza nella cultura e nella scienza giuridica. Perché non si può ignorare nell'esercizio dell'attività di giurista fenomeni come quello che ho accennato, ma pensiamo al diritto del lavoro. Il diritto del lavoro dominato, basta vedere trasmissioni televisive, continuamente dalle notizie di infortuni sul lavoro. Com'è possibile che succedano tanti infortuni del lavoro in questo numero? Perché? Sono ragioni sociali? Sono ragioni economiche? Sono ragioni di organizzazione di un sistema di rapporti nei contratti di lavoro? Tutto da rivedere, tutto da studiare. Un altro elemento della nostra società che la riflessione dei dati giuridici ci mette in evidenza è la posizione delle donne. Perché? Perché nessuno mai dice che il numero delle donne detenute è molto diverso dal numero degli uomini detenuti.
cioè colpevoli di reati, più le donne o più gli uomini? Non lo sa nessuno, perché nessuno, non viene mai detto. Sì, ma quando viene detto c'era da restare allibiti. Perché su 56.319 detenuti, le donne sono 2.425, cioè il 4,30%. Le donne che sono leggermente più della metà del numero della popolazione. E questo è storico, che io ho guardato un po' queste statistiche, quelle che è anche possibile controllare, sono arrivato fino al 1890, mai superato il 5%. Ancora in anni nei quali le donne venivano molto più messe in posizione di inferiorità rispetto ai tempi moderni. Anche questo è un elemento di riflessione molto, molto importante. Di fronte a questa fotografia della nostra società, la cultura giuridica non può che trarre spunto per alimentare interventi che contribuiscano a modificare questo costume sociale, evidentemente. E un altro argomento importante nella politica della giustizia penale riguarda la valutazione del grado di efficienza, per esempio, delle norme penali. Perché? Perché com'è possibile che il numero dei processi sia così elevato e mai accompagnato da un numero corrispondente per misura alle sentenze di condanna? Noi abbiamo assistito a delle esperienze sconvolgenti, soprattutto per certi reati, dovuto a come erano formulate le norme incriminatrici. Per esempio, l'abuso d'ufficio, che ha avuto un sacco di modifiche nel corso di tanti anni, cioè il codice penale, ma che ha sempre portato a delle conseguenze processuali davvero sconvolgenti. Per limitarci negli ultimi anni, nel 2018, su 486 dibattimenti per abuso d'ufficio, ci sono stati 432 proscioglimenti per assoluzioni, precisamente 279 per assoluzioni e 153 per non doversi procedere questioni di carattere processuale. Però 54 sentenze di condanna su 486 processi. Il costo di una norma di questo genere, che si prestava a sollevare delle accuse, rallentare l'amministrazione della giustizia, provocare un carico giudiziario che si conclude poi con il nulla, è stato veramente un errore. E quello, guardate che nell'Unione Europea noi stiamo scontando queste disfunzioni, perché in altri paesi, soprattutto quelli che governano, perché lentamente, mi spiace doverlo dire, attraverso l'Unione Europea torniamo a essere governati da francesi e tedeschi, come lo fummo per 400-500 anni in precedenza, dal 400 in avanti pressappoco. Allora c'erano anche gli spagnoli, adesso scomparsi. Però noi, oggi il sistema della giustizia italiana viene messo sotto accusa continuamente nell'ambito dell'Unione Europea. È chiaro che quando si fanno tanti processi, mettendo sotto accusa la gente che poi viene assolta nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, di cui sono protagonisti i componenti l'organizzazione dell'amministrazione di giustizia, pubblici ministeri da una parte e giudici dall'altra, la conclusione è che bisogna evidentemente prenderne atto e tirarne le conseguenze.
Quindi la cultura statistica è significativa. Offre delle riflessioni. E devo dire che nella letteratura, nel campo che io conosco, quello del penale, ci sono, soprattutto in Germania, c'è una particolare attenzione che anche la dottrina accademica esercita. Ci sono dei manuali che hanno un forte spazio riservato alle statistiche loro, naturalmente. Ho parlato 27 minuti. C'è un altro campo sul quale la cultura offre alla scienza delle riflessioni, quando poi quando entri almeno nella cultura, ed è la criminologia. In che senso? Non solo nell'ambito penale. Perché? Perché la criminologia oggi si trova alla confluenza di 3 scienze non giuridiche. La medicina, soprattutto la psichiatria, la psicologia e la sociologia. Nei suoi indirizzi più recenti la criminologia tende a presentarsi come scienza della trasgressione, non soltanto del reato. Il reato come una delle più gravi forme di trasgressione, però ci possono essere forme di trasgressione che non sono dei reati. Anche questo sta rientrando attraverso sociologia, psicologia, soprattutto tende a entrare nel patrimonio culturale dei criminologi. E allora questa componente della criminologia, che viene chiamata investigativa, offre una serie di conoscenze interessanti. Perché? Perché può evidenziare tutta una serie episodica di comportamenti trasgressivi che poi si prestano a riflessioni di ordine sociale, magari anche non sul piano punitivo, o se sul piano punitivo, non necessariamente sul piano punitivo penale. Perché diritto alla giustizia penale giustamente viene insegnata che è un'estrema ratio. Non si governa solo con le sanzioni penali. Ci possono essere tante altre sanzioni che possono contribuire al progresso della società, alla vita civile, eccetera, eccetera. E quindi un contributo alla riflessione sulla cosiddetta criminologia investigativa può essere anche opportuno. Ma per una completa cultura del giurista occorre pure che egli nel suo lavoro, oltre a tenere ben distinto il profilo speculativo e il profilo pratico, misure sociali e misure giuridiche, come ho ricordato, conosca anche la risposta che altri stati danno ai problemi che si presentano. Quando dobbiamo poi prendere delle decisioni. La comparazione è importante non solo in quella che oggi viene chiamata l'età della globalizzazione, ma poi è particolarmente importante nell'Unione Europea, in questo tentato processo di formazione. Dico tentato perché non so quanto di questo processo stia andando a buoni fini. Ma può servire anche questa comparazione per lo studio delle misure idonee a migliorare il nostro ordinamento giuridico. La conoscenza e lo studio delle esperienze altrui sono certamente utili per queste opere di cambiamento. Andare a vedere come altrove certe questioni vengono risolte può essere un utile esempio, oppure può servire per far conoscere le nostre soluzioni qualora vengano più approcciate.
C'è un giurista, un penalista, si chiamava Nuvolone, quando si occupava un po' di queste cose, ma poi sono rimaste nel silenzio, scrisse, siamo in un articolo del 1980, in fondo il diritto penale comparato diventa non più unicamente l'oggetto di una scienza autonoma, ma anche il mezzo per trovare soluzioni comuni a problemi comuni nello spirito di una collaborazione teorica e pratica sul piano internazionale. E questa comparazione fra gli ordinamenti è anche impegnativa. Innanzitutto per l'attenzione necessaria nel ricondurre alle nostre categorie giuridiche quelle presenti nella normativa straniera e nel percepirne poi l'identità e la diversità. Cioè conoscere la realtà altrui secondo le nostre categorie di conoscenza può portare a degli errori molto rilevanti. Giusto a proposito della storia, ci fu un famoso storico che disse: la storia è sempre storia contemporanea, perché noi quando guardiamo il passato lo valutiamo secondo le nostre categorie di conoscenza, ignorando completamente quale poteva essere la mentalità dell'epoca, il costume, eccetera, eccetera. Era Benedetto Croce che disse questo. Si vede che lo faceva anche lui. Però credo avesse ragione. E quindi la comparazione può essere un grosso contributo alla cultura giuridica. Su questo direi che non possiamo avere dubbi. Ho fatto un cenno alla storia e anche la storia serve alla cultura giuridica. Perché? Ma la cultura giuridica, se si volta al passato, riesce a trovare soluzioni per il presente. Perché? Ma perché può evitare di ripetere errori che sono stati commessi in passato, ripetendo le stesse situazioni. In Italia ne abbiamo avuto uno recente, molto recente, una questione penale, a proposito della concussione. Concussione è nient'altro che una violenza commessa dal pubblico ufficiale nei confronti di qualcuno che ne è poi la vittima e che è ispirata da esigenze personali del pubblico ufficiale. Si chiamava concussione. Le componenti della concussione nel codice vigente erano costringere, mediante costrizione o induzione, si fa dare, consegue da un soggetto un vantaggio economico oppure no. Distinguere fra costringere e indurre si era rivelato nel corso dei processi molto difficili. Però erano nella stessa norma e quindi l'importante è che ci fosse questa trasgressione coercitiva commessa dal pubblico ufficiale. Poi questa soluzione di mettere le due norme assieme era stata presa rifacendo nel 1930 il codice penale, perché nei codici precedenti, nella precedente esperienza italiana, erano due reati distinti: la concussione mediante costrizione e la concussione mediante induzione. Due reati distinti. E c'era tutta una giurisprudenza che provava la difficoltà che c'era nei processi a stabilire se c'era il reato A o B, perché la costrizione veniva considerata più grave e punita più severamente, e l'induzione meno grave, punita meno. Nel codice penale venivano punite allo stesso modo e quindi il problema poi nel codice penale vigente il problema non si poneva. Nella riforma del 1912
nel 2012, si è avuta la bella trovata di riseparare quelle due componenti, prendere il costretto per induzione e addirittura trasformarlo in corruttore quando su induzione del pubblico ufficiale gli dà quello che il pubblico ufficiale chiede. Quindi da concusso è stato trasformato in corruttore, cioè autore di un reato, ignorando completamente tutte le discussioni che c'erano state prima e che avevano poi portato alla riforma fatta nel codice del 30 della fusione in un'unica norma delle due figure. Questo è proprio E adesso si ricomincia a discutere. Questo è proprio un caso tipico di ignoranza. Chi ha fatto questa riforma non sapeva minimamente quel che era successo. Ha chiesto qualcosa oppure no? Sono a 37 minuti, abbastanza bene. Ecco, mentre voi sorridete posso bere un po' d'acqua. Oh, beh, giusto. È andata. Ma non sempre. Un'altra esperienza normativa che deve essere presente continuamente al giurista, superando le problematiche della specializzazione, è il processo. Perché? Perché per dare attuazione alle norme giuridiche, quando l'impianto complessivo è tale che non consente a comportamenti privati di provvedere all'applicazione delle norme, ma bisogna passarci attraverso il processo, allora il giurista deve sapere che rapporto c'è fra il diritto, diciamo, sostanziale, quello che prevede le strutture dei comportamenti obbligatori, e il processo che deve poi accertare le eventuali trasgressioni. Processo che non riguarda ovviamente soltanto le trasgressioni che sono reato, ma può riguardare tutte le trasgressioni. Cioè il modo di accertare, il modo di costruire la prova, il modo di acquisire la prova, che è un punto centrale del processo, deve essere conosciuto. Perché in relazione al tipo di prova, alla struttura della prova, si deve costruire la struttura delle norme che prevedono il comportamento. Perché se abbiamo delle norme le quali prevedono dei comportamenti che poi in sede di accertamento il sistema processuale non consente di verificare, la norma diventa inutile. Bisogna che la struttura del processo sia tale da consentire tutto questo. E da qui nasce un problema molto delicato. La necessità della contemporaneità fra le previsioni processuali e le previsioni del diritto da applicare nel processo, il diritto cosiddetto sostanziale da applicare nel processo. Nel penale poi soprattutto questo è più rilevante ancora. Perché? Perché mentre nel diritto civile esiste una massa di esperienza in cui le norme civili vengono applicate direttamente dai privati e non si va in giudizio.
Lo stesso capita nel diritto amministrativo, non è che si va sempre davanti ai tribunali amministrativi regionali o al Consiglio di Stato. I rapporti si risolvono tra le pubbliche amministrazioni e i privati. Lo stesso parliamo del tributario, delle stesse cose. Sì. Nel penale è completamente diverso. L'applicazione delle norme penali può avvenire solo attraverso il processo. Però anche negli altri casi, se i privati non si mettono d'accordo perché esistono delle norme di comportamento che si trasgrediscono, poi l'accertamento è costruito in una maniera tale che non consente, non è realizzabile, dato il tenore normativo, allora il processo non serve a niente e si perde solo tempo. Questo è il punto di fondo. Ora, tutto questo è ovviamente da avere ben presente. In generale nel penale poi si è constatato, ma non se ne è mai tenuto conto, data la necessità del rapporto fra penale sostanziale e processuale, le esperienze di amministrazione della giustizia penale più efficienti sono sempre state quelle che avevano consentito la formulazione e costruzione del processo penale e del diritto penale sostanziale. La contemporaneità fra codice di procedura e codice sostanziale. Sono stati quelli gli ordinamenti penali migliori. Difatti noi abbiamo un serie di processo penale perché noi continuiamo ad avere il codice penale vecchio del 30 e il codice di procedura penale dell'89. Okay. Poi anche il codice del 30 ha avuto molte modifiche, eccetera, però fu costruito con un sistema processuale completamente diverso. Questo è un altro elemento che non viene tenuto sufficientemente presente e che purtroppo contribuisce allo stato della nostra amministrazione giudiziaria. In conclusione, senza voler togliere nulla alla importanza della cosiddetta specializzazione, è importante che nella cultura e nella scienza del giurista la sua specializzazione riservi posto anche alla politica del diritto a ciò che concorre ad alimentarla e ad arricchirla: la statistica dei dati giuridici, la comparazione degli ordinamenti, la storia degli istituti giuridici e il processo. Grazie per l'attenzione. «45 minuti, 3/4 d'ora». Grazie. Sommati. Grazie a Sergio Vinciguerra. Ringraziamo il professor Vinciguerra per questa relazione così precisa che suscita molte riflessioni e preoccupazioni e che è così anche proiettata verso il futuro, per cui noi accademici abbiamo questa bella sorpresa di vedere come i nostri studi poi toccano proprio su certi momenti vitali, fondamentali della nostra società. Per cui si va dall'impostazione teorica a quello che è proprio la vita al quotidiano e ai nostri ordinamenti, addirittura quello che c'è nel nostro sistema carcerario. Per cui è stato un quadro veramente molto, molto ricco e di cui ti siamo grati e che speriamo anche di leggere poi negli atti. Sì, e poi lo passiamo per gli atti debitamente organizzati.
Ho sentito qualche parola, qualche commento durante la conferenza, per cui se qualcuno vuole ancora una delucidazione, prego. Prego. Poi c'è un'altra persona d'altro. Sì. Grazie, perché lei meriterebbe la galera come minimo, perché ha messo il dito in una piaga che è indefinita, sia per quanto riguarda tutti gli aspetti del temi, a partire dalle statistiche, dalla legge naturale ai processi. La mia domanda è questa, specialmente per due fattispecie: le statistiche che lei ha portato, per esempio sulla delinquenza degli immigrati che riempiono del 30% le nostre carceri, che sono sproporzionate di fronte alla proporzione, eccetera. E l'altro è proprio quella che, nel modo suo delicato, ha dato dell'ignorante al legislatore quando concussione e induzione, tutto quel lavoro lì. Bene, ma quando è il legislatore stesso che produce queste leggi, che producono questi effetti, il problema è ancora più grave, perché il Parlamento, che è il legislatore per eccellenza in uno Stato democratico e costituzionale, vuol dire che persegue non il senso del diritto e della legge generale, ma persegue esclusivamente l'aggiustamento del diritto in forma singolare, cioè per interesse di qualcuno o di altri. Questo è un aspetto che bisogna affrontare, perché è grave, perché deteriora proprio il sistema, addirittura il fondamento costituzionale che lei citava. L'altra domanda che mi interessa particolarmente per la mia professione è questa. Lei, scusi, io sono prete, sono un prete. E il diritto mi interessa molto perché è connesso sempre con le attività che io faccio e cerco di tenermi aggiornato, pur non essendo né avvocato né eccetera eccetera, ma non tutto si può fare nella vita, bisogna scegliere e per questo c'è la comparazione, cioè il servirsi del sapere degli altri per poter migliorare la propria esistenza. Lei 2 volte ha citato la legge naturale. Diritto, No? Il diritto naturale. Ecco, vorrei che spendesse una parola su questo, perché anche in campo cattolico si parla prevalentemente di legge naturale, che produce poi il diritto naturale. Però sulla legge naturale c'è una confusione e anche una complessità e anche una contraddizione, perché non è che sia una cosa semplice la natura non so come possiamo definirla con una sola frase. Quindi questo genera delle distorsioni enormi. Grazie. Vogliamo sentire l'altra domanda o vuoi rispondere? Beh, rispondo un attimo Sì. e poi c'è un'altra richiesta. Bene, c'è un braccio alzato. Dico bene? Sì, ecco, non era messo così per farsi aria. Tutto è possibile a questo mondo. Allora, la prima questione. Questi sono gli autori, ma un problema molto serio, che è un altro problema, non quello che abbiamo affrontato, è che in Italia non esiste la cultura del merito. A ricoprire non c'è più, si è persa per ragioni, preferisco non entrarci. Si è persa. Se voi prendete i politici degli stati importanti dell'Unione Europea, della Francia e della Germania, per esempio, ma anche in parte della Spagna,
Ecco, la carriera dell'uomo politico non è quella di uno che viene fuori da non aver fatto niente. In Francia i parlamentari quasi tutti vengono dall'ENA, École Nationale d'Administration. Sai questo? Qui non esiste l'ENA, quindi lasciamo perdere. Ma cosa hanno fatto i parlamentari italiani? Ma io sono andato a leggermi, perché poi mi era interessato, quel libro che ha fatto uscire Casini, C'era una volta la politica. Vabbè, questo è dall'84 che fa il parlamentare. Questo libro ti racconta tutto quello che lui ha vissuto per i passaggi di potere, per non essere sbattuto fuori, eccetera. Non una parola su cosa è stato fatto di riforme, di modernizzazione dell'Italia. Non una parola. Ecco, però questo ti dà l'idea del tipo di gente che c'è. E quindi fanno questi errori semplicemente perché non sanno le cose. Tutto lì. Il livello normale è molto basso. Il livello di cultura, di preparazione è molto basso. E qui, tra l'altro, io da giovane ho fatto un po' politica, poi mi sono ritirato a un certo punto. Ho fatto 10 anni consigliere comunale a Torino e ho anche fatto l'assessore. Da 26, sì, da 26 a 37 anni più o meno. Mi ricordo a quell'epoca c'erano anche i partiti facevano anche le scuole scuole, non è successo più niente. Da quando è entrato in funzione, quando è sparito, insomma, i 5 partiti travolti dalla Procura della Repubblica di Milano, governi Berlusconi, eccetera, non c'è più stato una scuola di partito. E questo evidentemente ha contribuito a aggravare ancora la situazione. Questo è il problema serio. Ecco questo. Infatti adesso io mi chiedo sempre, anche per esempio gli imprenditori che hanno anche mezzi economici, si dessero da fare per creare un sistema complessivo di interesse pubblico, semplicemente. Parliamo dei problemi tributari in Italia, una confusione caotica. Ma sì, ma veramente. Ma vedevo, sono comparsi 2 giornalisti a farti vedere che c'erano le istruzioni per la modificazione del 730, eccetera, 140 pagine per certi e 170 per altri. Ma scherziamo. Questo è la televisione di oggi, quindi non è che il telegiornale. Diritto naturale. Seconda cosa, il diritto naturale è una questione molto, molto filosofica, ampiamente discussa, Pufendorf ci scrisse sopra, eccetera, eccetera. Poi c'è stato anche il problema della distinzione fra il mondo cattolico e il mondo protestante all'interno del cristianesimo, eccetera. Adesso perché poi insomma qui vedete cosa sta succedendo. L'importante è allungare il braccio verso la Cina, ma dico, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo? Un paese dove non esiste la libertà. E mi perdoni, insomma, io vengo dalle file del mondo cattolico, quindi non niente da nascondere in proposito, però anche la Chiesa cattolica deve cavalcare la modernità, purtroppo. Mi piace doverlo dire. Faccende come quella che sono in discussione adesso di quella povera ragazza comparsa 40 anni fa. Non si può. Bisogna anche aprire, scusi, detto fra noi, bisogna anche aprire il celibato obbligatorio, ma scusate, Concilio di Trento, per favore.
Come si può spiegare qual è la famiglia da parte di chi una famiglia non ce l'ha? Insomma, a lei lo posso dire, ho già capito che tipo è lei, perché se è qui vuol dire che, e quindi mi permetto di dire, questo nell'interesse, io sono un credente, quindi non... Però la verità è questa, insomma. La verità è un requisito del Vangelo. Il più grande rivoluzionario che abbia avuto la storia è Gesù. Cioè, non dimentichiamocelo mai, ha detto delle cose che veramente... insomma, sentiamola al fondo. Buonasera, sono Carla Carrassi. Oggi ricorre l'anniversario di mio padre che è stato deputato e onorevole però in tutti i sensi, perché è stato premiato ragazzo quasi come assessore alle finanze del comune di Rieti, dove era stato mandato da gente di Rieti, dove l'aveva mandato il sindaco Adamoli, perché era uno in grado di gestire le finanze dopo aver fatto la resistenza e sapeva cos'era la gestione del denaro pubblico. Parli forte perché temo che non sento. Scusa, Presidente, buonasera. Sì. Cioè, così è meglio, ok. E quindi sono un pochino emozionata perché io stessa immeritatamente ho lavorato in Commissione Giustizia una volta eletta rappresentante dei magistrati onorari. E se parliamo di incompetenza in questo paese, il raggio è molto ampio, nel senso che persino nella magistratura genovese, che io ritengo mitologica per la mia esperienza, anche lì ci sono delle falle, no? Ora però non volevo perdere il filo. Il filo è questo. Io mi sono occupata recentemente, venendo da una famiglia di fisici, matematici, Mario Alberto, fondatore di fisica, mio nonno ingegnere. Quando mi sono laureata con Roppo sui contratti standard, io in realtà ho parlato di economia dell'impresa e di numeri, perché non sono d'accordo con lei di più sul fatto che il giurista che non è economista, non è antropologo, non è sociologo, ma un minimo di scienza delle finanze, di scienza economica, la dovrà pure studiare. Però la mia facoltà, che allora era prestigiosissima, e non aggiungo altro, aveva l'indirizzo economico. Come professore avevamo Carlo Mario Guerci, che ci faceva fare micro e macroeconomia scritta. È chiaro che la mia generazione, quindi difendo tutti quelli della mia generazione, d'ampleur, sono avvocati, magistrati. Mi dispiace dirlo perché lodarsi non va mai bene. Di un altro mondo. Io quando interrogo adesso in diritto privato confusaro, in privato comparato, sono anche lì meritatamente commissario. Avevo già fatto un po' di selezione con Roppo in diritto privato, ma si vede che non è bastata. Perché questi ragazzi poi credo bene che non superano magistratura. La morfosintassi non si sa cosa sia. La costruzione logica del discorso non si sa cosa sia. Cosa c'è dietro a un quesito, no? Vanno a magistrature. C'è un tema, l'ultimo tema era in realtà sul diritto tabellare, si figuri. Ma non c'era scritto diritto tabellare, no? E tu dovevi interpretare che ti chiedevano il danno all'integrità. Bisogna andare avanti così? Allora, professore, io non solo sono d'accordo con lei nel merito di tutto quello che ha detto, ma un po' nello spirito di famiglia. Cerco di vedere le soluzioni, no? Possibili. Allora, qui dal basso, bisogna votare la gente competente, scusate. Controllare il curriculum vitae, che prima non c'era negli anni 50. Il costume sociale. È andato, lei dice, però i pochi strumenti dal basso, per esempio la trasparenza amministrativa, quando lei citava che nell'amministrativo c'è molta autotutela, e certo, perché tutta la macchina giudiziaria è lenta, quindi in amministrativo usi l'autotutela, io l'ho usata spessissimo come cittadina,
Nel penale, come diceva lei, non entro nella sua materia perché non oso, però in qualche modo sono stata chiamata dal Presidente del Tribunale dei Minori come consulente e la situazione carceraria grida vendetta in sé. E devo dire, in quest'ultimo saggetto che mi sono permessa di scrivere, metà del saggetto sono numeri. Perché siccome la civilistica della mia materia, che io sono nata come danno non patrimoniale, cioè il danno alla salute sostanzialmente, ha scritto e non scritto delle cose non ripetibili, la giurisprudenza ci ha superati. Cioè per noi ormai è il diritto della sesta sezione, cioè si cita come fosse dogmatica. E questo è un altro rovesciamento che non è fisiologico nei rapporti, no? Quando un Parlamento non copre le proprie funzioni, se ne prendono i giudici, ma c'è nella storia un sacco di esempi di questo tipo. Esattamente. Prima della Rivoluzione francese, a un certo punto, c'è tutta sta roba che scappava di mano, per esempio ai re, ai monarchi assoluti. Esatto. Però io nel mio piccolo, se posso dire la mia esperienza, quando è iniziata un'era, a mio parere, liberticida, e non cito neanche l'allora Presidente del Consiglio, noi abbiamo perso degli spazi. Abbiamo perso degli spazi. E questa forma di non rappresentanza, soprattutto all'interno delle competenze del quarto potere, che è il potere giornalistico, noi l'abbiamo pagata tutta, professore. Perché il quarto potere è fatto dei giornalisti che hanno commentato la pandemia come l'hanno commentata. Possiamo mettere i migliori in Parlamento, capisce che l'informazione poi di quello che si fa è fondamentale per la gente comune. La gente comune non legge gli atti parlamentari come noi, no? Quindi ha bisogno di un giornalismo semplice, fluido, trasparente, che non c'è. E io penso che questa sia una grande battaglia e che bisogna fare molta attenzione su chi in questo momento regge le sorti del paese. Mi fermo qui perché se no approfondisco troppo i rapporti tra i poteri, che è un'altra mia ossessione. Grazie mille di essere venuto. Anche perché un paese che ha un debito pubblico come il nostro, così non mi sento, meglio. No, voglio dire, un paese col debito pubblico come il nostro, io non so quale futuro possa avere nei rapporti internazionali, ecco. Soprattutto poi all'interno dell'Unione Europea. È un quadro però. C'è da aver paura, secondo me sì. Tratta di ridare valore alla cultura, insomma, che è stato il tuo esordio, no? Poi tutto sommato, tutto il resto è stata una dimostrazione solo di questo. E se siamo qui è per prendere atto di questo fatto. Il fatto è che la gente che gira in giro ormai è di ignoranza tale che non capisce cosa sta succedendo. Tu parli del diritto. Io posso parlare della transizione ecologica ed energetica su cui noi abbiamo messo in piedi un seminario così, seguito così, ma lo dimostra il fatto stesso che un discorso come quello che tu hai affrontato in maniera magistrale, dico quanti siamo? Siamo 10 persone qui e basta, ce lo possiamo dire. Ma il grande popolo che è dominato dai media, dico, vive in un'ignoranza serena, dico, procede verso le cose evoluta, perché si fa di tutto proprio per tenerlo lontano dalla coscienza degli eventi, no? L'importante è che tu sia un consumatore, non è che si pensi al futuro del paese. L'importante è che
Ora, un paese che manca della giustizia, che è uno dei poteri fondamentali, via, dico, non voglio farti un peano, dico, e siamo forse il paese del mondo che produce più laureati in legge. Adesso non più. Adesso forse non più, scendendo. ma nel meridione sì, senz'altro. Sì, sì, No, sto scendendo. sono un po'... Vabbè, comunque grazie, ecco, anche da parte mia, ma vedo che... Volevo chiedere una cosa. Aveva detto che dipendiamo dalla Francia e dalla Germania, no? Dipenderemo. Dipendere. Ah, ecco, no, Io ho ecco. detto torneremo. È Torneremo. un futuro. Ecco, la giustizia italiana, tutto il potere legislativo italiano non dipende dalla Corte di Giustizia europea, quindi abbiamo delle limitazioni anche nei nostri poteri nazionali. Poco. Anche altri stati, anche Germania e Francia, intanto si sono presi delle sentenze anche pesantine, negative. Sì. Più che altro è l'Ungheria e la Polonia che hanno delle cose a parte, delle contestazioni. No, è l'aspetto politico. Sì, sì. Quando dicevo Francia e Germania continueranno a... Però la vede in senso positivo questa dipendere dalla giustizia europea o no? O era meglio quando eravamo più autonomi giuridicamente? Non dipende dalla giustizia europea, dipende dalla posizione, secondo me, adesso la cosa esce dal campo del diritto, si entra nel campo delle valutazioni politiche, in largo senso. Dipende dalla posizione dell'Italia. Cioè, quando noi prendiamo gente come quello che faceva il ministro degli esteri, che è venuto fuori, come si chiamava? Bravo, De Mani, e non mandiamo a fare il ministro, ma ci ridono in faccia. Perché nella logica di partito dei partiti quello aveva raggiunto una certa posizione e meritava di. Però il risultato è che faceva ridere. Questo è il problema, è che squalificava l'Italia. Bene, allora... Quello che andava a vedere i panini lì ai campi di calcio. Scusi, lei cosa aveva chiesto? No. Se il giurista italiano, era meglio dal punto di vista professionale come era prima o come sarà domani, e dipendiamo dalla Corte dal momento che i giuristi hanno un potere limitato rispetto a quello che non è la Corte di Giustizia che influisce, è il Parlamento e la Commissione europea. La Commissione europea è quella che pensa. Ancora una domanda. No, bene, abbiamo già risposto che in realtà non c'è questo rapporto. Secondo me, scusate. Sono sinteticissima. Quali sono i motivi per cui la percentuale di carcerati extracomunitari è così elevata? Immagino che non sia perché sono tanto cattivi. Avranno forse minori possibilità di ricorrere a una difesa qualificata? Quale sia la ragione non lo so, non posso rispondere. È chiaro che molti commettono reati perché hanno bisogno di vivere. Quello è fuori dubbio. Molti forse anche perché vengono da paesi dove certi comportamenti venivano accettati e dove il costume consentiva certi comportamenti che da noi sono vietati. Allora, bisognerebbe, probabilmente dietro ogni vicenda ci può essere una storia personale. Ma avete visto cosa succedeva negli ultimi giorni? Che alla stazione di Milano ti rapinavano. Ci sono stati 3 o 4 episodi veramente gravi ed erano tutti immigrati i rapinatori.
Questi evidentemente avevano bisogno di vivere. Allora, mi pare che hai suscitato moltissime domande, no? E per fortuna non ti mandiamo via con molti ringraziamenti, senza censure. E allora vi ricordo di nuovo che la prossima conferenza sarà di scienze, giovedì prossimo, e si intitola Ecosistemi marini costieri, quando conservare non basta. E così andiamo su un altro tema molto spinoso e attuale. E grazie moltissimo al nostro uditorio, anche a chi ci ha seguito da lontano, e speriamo di averti presto di nuovo da noi. E grazie moltissimo per quello che fai per l'Accademia.